Allora, quota 100, altra questione, come lo inquadriamo? Come lo inquadrate? Sì, questa è una bella novità tutto sommato, per le premesse che le ho detto prima, essendoci secondo noi un bilancio di spesa più ampio, quindi riteniamo che le misure che sono state improntate riguardo la diminuzione, sì, che tutto sommato la manovra Fornero-Monti è stata una delle più restrittive negli ultimi anni, tutto sommato è anche una possibilità di andare incontro a questi lavoratori che possono accedere alla pensione prima. La famosa quota 100. Ecco, la quota 100 non è altro che l'età anagrafica, 62 anni, legata ai 38 anni di contributi, quindi un aspetto anagrafico e un aspetto contributivo. 62 più 38 fa 100. Ogni tanto anche per i bar si sente un po' di tutto, perché magari io ho 60 anni più 40, no, non è così. Bisogna raggiungere 62 anni di età anagrafica e i 38 anni di contributi. Questa è una manovra che tutto sommato un lavoratore può scegliere se andare o meno. Qui hanno riapplicato le finestre mobili, che sono le finestre mobili, non sono altro che io maturo un diritto oggi, vado fra 3 mesi, se privato e autonomo, se pubblico fra 6 mesi. Tutto sommato anche noi come operatori, anche probabilmente come per i dipendenti dell'INPS, questo è anche un vantaggio, perché prima con la manovra, con la norma della Fornero era che stanotte compio gli anni, maturo gli anni, domani mattina voglio andare in pensione. Come sappiamo i flussi telematici degli EMS non sono mai aggiornati, c'era sempre un dilemma se sì, se no, così perlomeno abbiamo 3 mesi cioè di ragionamento per capire se i contributi sono consolidati. Ovviamente il lavoratore può dire bene, io continuo comunque a lavorare questi 3 mesi, oppure può dire bene, cesso e attendo 3 mesi di andare in pensione. Ecco, riguardo questa norma, che quindi dà la possibilità a un lavoratore di andare in pensione prima, non c'è una penalizzazione nel senso vero e proprio della parola, è una scelta consapevole che fa il lavoratore, sì, perché con 62 anni di età anagrafica c'è la rivalutazione del coefficiente di trasformazione. Come sappiamo ormai dall'1/1/2012 tutta la parte delle pensioni è contributiva sì, per tutti. Chi invece aveva maturato i 18 anni al 95, in questo caso, chi invece non aveva maturato i 18 anni al 95, la parte contributiva va dall'1/1/96 in poi. Quindi il coefficiente di trasformazione è un coefficiente che si stabilizza in base all'età anagrafica. Se io ho 62 anni c'è un coefficiente di trasformazione, certo, se ho 63 aumenta, se ho 64 aumenta, fermo restando che ormai negli ultimi 2 anni lo riaggiornano sempre in diminuzione. Quindi a parte quello. Ma sostanzialmente conviene cogliere l'occasione di questa quota CE? Appunto, cioè le dicevo, è una scelta consapevole fa il cittadino che noi siamo in grado di consigliare anche, cioè chi si rivolge a noi possiamo dire guarda, se te decidi di andare in pensione, che fai un lavoro che non ce la fai più, hai questo importo. Uno sceglie, hai 1.000 euro. Se vuoi andare a lavorare altri 3 anni, fino magari legato perché c'è questa possibilità, uno può andare comunque con i contributi normali, cioè del Monti Fornero, andrai in pensione con 1.100. Cosa vuoi fare? Scegli te. C'è una possibilità. In base a quello che uno che decide. C'è una situazione personalissima. Ecco. Comunque c'è un gap abbastanza rilevante tra quello che secondo voi dipende perché per la parte contributiva pensioni alte magari come è noto col montante contributivo con le pensioni da un anno all'altro non c'è molta differenza, ovviamente se uno ha retribuzioni altissime cioè valuta certo. Cioè, questo è tutto soggettivo, non si può dire un'indicazione di massima. Allora, questo è importante. Poi un altro provvedimento importante che è stato fatto è stato il blocco delle aspettative di vita. Perché mentre la quota 100 è a livello sperimentale in un triennio, 2019-2021, per quanto riguarda il blocco delle aspettative di vita sulle pensioni anticipate, qui si parla di 8 anni, quindi a livello sperimentale dal 2019 al 2026 c'è il blocco delle aspettative di vita per le pensioni anticipate, quindi rimangono per gli uomini 42 anni e 10 mesi, le donne 41 anni e 10 mesi. Perlomeno c'è un po' di serenità, perché ogni volta non si capiva mai dopo un biennio quant'era l'aspettativa di vita, mentre anche noi che siamo tra mezza età possiamo fare delle valutazioni
così un po' più appropriate. Quindi non c'è più l'aspettativa di vita, quindi quella che era prevista nel 2019 di 5 mesi non c'è più, però mettono sempre le finestre mobili di 3 mesi. Quali sarebbero queste finestre? Sì, sempre le finestre mobili che io maturo un diritto oggi, mentre prima ero obbligato a maturare il requisito contributivo lavorando, perché dovevo fare i 43 anni e 2 mesi previsti, oggi io posso dire, bene, mi fermo a 42 anni, 10 mesi e vado in pensione fra 3 mesi. 3 mesi. Questo è molto interessante. Tanto per finire che dopo Sì, perfetto. passo, do la parola al mio collega. Un'altra cosa interessante è per le donne, la proroga delle opzioni donna. Una legge della 243 ancora di Maroni, molti anni fa, è stata riprorogata. Quindi anche le donne del 60 possono accedere, perché chi matura i 58 anni e si dipendente entro il 31 dicembre 2018, quindi le donne del 1960 e anche prima ovviamente, possono andare in opzione donna. Le autonome con 59 anni, quindi 58 dipendenti, 59. Qui ovviamente è sempre una scelta consapevole, rivolgendosi a noi possiamo fare queste proiezioni, per il calcolo è interamente contributivo, già lo sapevano già le donne di prima che hanno fatto questa scelta. I requisiti sono età anagrafica 58 più 35 anni di contributi, tutto un calcolo viene contributivo, quindi anche lì è una scelta che va fatta. Assolutamente. Non si può integrare in qualche modo il discorso della pensione? Non è possibile? No, per cui si parla di pensione contributiva. Come sappiamo la pensione contributiva non è più integrabile al trattamento minimo. Questa, optando, è come un calcolo contributivo, quindi non puoi integrarla. Ovviamente, cioè, anche qui, i conteggi che noi facevamo c'è sempre una perdita di un 30% circa. 30% circa rispetto a una pensione mista retributiva. Però una scelta consapevole che una donna deve fare. Chiarissimo. Dopo altri 2 provvedimenti, e dopo finisco, che sono molto interessanti, è il blocco sempre dell'aspettativa di vita per i precoci, quindi precoci sono quei lavoratori che con 41 anni di contributi possono andare in pensione, avendo un anno di contributi ante il 19° anno d'età. Poi ci sono altri 4 requisiti che non sto qua a citare. Certo. E poi c'è anche la proroga dell'APE sociale fino al 2019. L'APE sociale sempre sono quei soggetti che con 63 anni di età e 30 anni di contributi potevano accedere. Era come un pensionamento anticipato. Mentre i precoci era un provvedimento legato alle pensioni anticipate, quindi rispetto ai 42 anni, 10 mesi, uno va a 41, mentre l'APE sociale era legato alla vecchiaia, un anticipo pensionistico. Deve aggiungere qualcos'altro relativamente a questo? Sì, io aggiungo questo, che noi, essendo un istituto che è all'interno di un'organizzazione professionale agricola, noi dobbiamo anche tentare di fare dei ragionamenti per i nostri associati, quindi per gli agricoltori. E sicuramente anche la quota 100 interessa anche gli agricoltori, sono lavoratori autonomi, certo, e quindi noi invitiamo anche tutti gli agricoltori a venire nei nostri uffici e vedere se hanno raggiunto i requisiti per poter fare la domanda, a differenza dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore dipendente che sceglie di fare quota 100 non può più lavorare, o meglio, non può più svolgere un lavoro che dia un reddito superiore a 5.000 euro annui. Per il lavoratore autonomo questo problema non c'è, in che senso? Che comunque il lavoratore autonomo lavora ancora. Penso agli agricoltori nostri anche quando vanno in pensione, ce ne sono tantissimi ancora che sono in pensione e continuano a versare i contributi. Continuano a versare i contributi perché? Perché hanno ancora l'azienda. Finché uno ha l'azienda, finché uno lavora, deve versare i contributi. Ma questi gli va ad aumentare la pensione? Questi gli vanno a aumentare la pensione perché comunque ha diritto a fare una richiesta di supplemento della pensione, e per questo invitiamo anche qui le persone a controllare, a vedere, a venire nei nostri uffici per fare queste domande. Stessa cosa è anche l'opzione donna. L'opzione donna per le lavoratrici autonome in alcuni casi potrebbe essere interessante, perché comunque, e qui c'è un conteggio da fare, bisogna stare attenti, bisogna capire, perché comunque loro rimangono, soprattutto se rimangono ancora iscritte e continuano a versare, e dopo, quando raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia, si può trasformare. Quindi ci sono anche qui dei ragionamenti interessanti
interessanti da fare. Però ecco, quello che voglio ricordare un po' a tutti gli agricoltori è che i contributi in agricoltura si pagano non tutti uguali, ma in maniera diversa a seconda delle fasce. Cosa vuol dire? A seconda della dimensione aziendale. Quindi quello che noi ricordiamo un po' a tutti è di controllare sempre in base alla dimensione aziendale, quindi se hanno allevamenti in determinate fasce, perché questo può portare ad avere una pensione sicuramente diversa rispetto a una pensione minima. Perfetto, attenzione quindi come sempre con le pensioni, mai star rilassati, mai tranquilli, sempre verificarle in tutti gli ambiti, in tutti i settori, anche in questo caso. Ringraziamo i nostri ospiti dell'INAC CIA, naturalmente del Veneto e di Padova rispettivamente. Abbiamo visto che su tutto il territorio sono presenti, avete più di 50 sedi, insomma un po' ovunque, quindi non esitate ad andarvi a fare un controllino, un preventivo, diciamo così. Grazie ancora, buon proseguimento. Gratuito, altra cosa importante. A domani. Grazie.